in collaborazione con Glenvision e Ottima Trento. Maltempo. Le opere di prevenzione hanno salvato Storo. La conta dei danni tra case evacuate, esondazioni e frane. C'è ancora preoccupazione. Scuola. Una petizione da 584 firme per ripristinare gli esami di riparazione. L'assessore Gerosa. Lavoriamo a una terza via con il coinvolgimento del settore. Epatiti. Trend in aumento in Trentino. Nel 2023 casi di A e B. Massima attenzione per i viaggi all'estero. Zuccali. L'importante è vaccinarsi e rispettare le norme di igiene. Verona e Parigi unite da Air France. L'arrivo del primo volo al Catullo. L'altra montagna. Destinazione sciistica di Brentonico. Dal grande splendore degli anni 70 all'attuale ricerca di una nuova identità. Ottima Trento, dal 1997, consulenza, ricerca e formazione. Il nostro impegno, la tua crescita costante. Ottimatrento.it